Con Lorenzo Giovannelli stasera hai fatto tutto, sei partito titolare, hai fatto gol, hai preso il cartellino rosso, insomma poco manca, comunque è una gran partita. Sì, siamo partiti già da lunedì con una mentalità diversa perché ci giocavamo un po' il posto in campionato, quindi sapevamo che dovevamo entrare concentrati al massimo delle nostre potenzialità. Ci siamo caricati un po' fra di noi prima della partita, credo si sia visto poi quando siamo scesi in campo. Nel primo tempo una cosa impressionante, una pressione spaventosa, un Bandieri insuperabile, anche un pizzico di imprecisione ma un grandissimo forte d'armi. Nel secondo tempo chiaramente sono usciti un po' anche loro, ma comunque le occasioni sempre nostre. Sì, nel primo tempo abbiamo fatto una buona pressione, forse ci è mancata un po' di cinicità sotto porta, ma alla fine il nostro obiettivo è quello di arrivarci, no? Quindi va bene così, il secondo tempo abbiamo trovato il gol, poi episodi che sono successi, ma l'anima che abbiamo messo, che hanno messo dopo il mio cartellino rosso vale tutto. Allora, cartellino rosso, visto che l'hai nominato, dalle immagini si vede che il contatto c'è, che ci sia volontarietà, non si riesce a capire, secondo me non sembra più quasi una zona di gioco, ecco. Però di fatto cartellino rosso vuol dire che la prossima almeno ti riposi. Chiaro, la prossima non giocherò. Non l'ho fatta apposta, non avevo motivazioni di farlo perché eravamo 4 contro 3 in situazioni dove potevamo fare gol. È successo, ha voluto prendere quella decisione lì, basta. Bene, io ti ringrazio Lorenzo, alla prossima.